Salve ragazzi, se siete ancora vivi, è il momento di altre due storie realmente accadute, decisamente insolite. Non sto scherzando, questo video è molto serio e non vorrei che alcuni di voi restassero traumatizzati. Una notte, Patrick e Clomitilde stavano percorrendo in macchina la strada che attraversa la foresta delle Molti Misteriose. Patrick voleva percorrere la consueta strada statale, ma Clomitilde decise che la strada da attraversare quella notte doveva essere la foresta delle Molti Misteriose. Il nome era molto più invitante. Patrick pensò che il nome fosse solo frutto di qualche diceria per spaventare gli ignari automobilisti, così accettò il consiglio, ma in realtà si trattava di un ordine di Clomitilde ed entrò nella strada che attraversava la foresta delle Molti Misteriose. Dopo alcuni minuti, Clomitilde esclamò: «Ecco, lo vedi che non succede nulla? Di sicuro è tutta una trovata pubblicitaria di qualche burlone che voleva prendersi giuoco degli automobilisti». La donna non fece in tempo a concludere la frase quando sul ciglio della strada apparve una ragazzina con dei vestiti strappati e un ossetto di peluche che con il braccio chiedeva un passaggio. Appena la vide, Patrick si fermò subito. Clomitilde era piuttosto spaventata e gridò: «Perché ti sei fermato? Riparti! Riparti subito!» Ma Patrick disse: «Povera bambina, non possiamo lasciarla qua. E se si fosse persa? Non potrei mai averla sulla coscienza». L'uomo scese dalla macchina e andò verso il ciglio per soccorrerla. Passarono i minuti, ma non tornò. I fari del veicolo si spensero all'improvviso e Clomitilde, tremante, percepì la presenza di qualcuno seduto dietro di lei. Ma avevano intrapreso un viaggio in due. Un brivido lungo la schiena la pervase, ma passò subito quando capì che si trattava del nonno lasciato lì dal capodanno precedente. Quando Patrick tornò in macchina, disse di non aver trovato nessuna bambina. La loro car girovagò a vuoto per sempre nella foresta delle Molti Misteriose. Ogni anno migliaia di persone raccontano di essere state rapite dagli alieni, ma nessuno può raccontare l'esperienza del signor Arthur, pensionato del Michigan, stato che sentiamo sempre nominato nei film, ma vai a sapere dove cazzo si trovi esattamente. Un pomeriggio come tanti, il signor Arthur si trovava a casa, da solo, e prendeva un po' di sole in giardino. All'improvviso, un oggetto misterioso atterrò proprio nella sua proprietà. Sembrava una noce di cocco, ma era larga almeno 2 metri. L'uomo, come tutti i bravi americani, prese in mano la pistola che teneva a portata di mano e disse: «Identificatevi o sarò costretto a sparare per l'ennesima volta oggi». Dal misterioso oggetto, che per semplificazione chiameremo UFO, si aprì una porticina e scese un misterioso e bizzarro personaggio. «Chi sei?» domandò il pensionato. «Ciao uomo, è qui che si trova Anna Falchi?» «Anna chi?» replicò l'uomo, alquanto sbigottito. «Tanti anni fa ho fatto visita ad Anna Falchi. Lei racconta spesso di aver avuto un incontro ravvicinato del terzo tipo, anni fa. Ebbene, ero io. Lei vive qui, ora?» Il signor Arthur, spazientito, imbracciò il fucile che di solito usa per gli orsi in montagna. L'essere
che potremmo coraggiosamente chiamare alieno, disse: Ok, vado via subito, non ti incazzare. Mentre la sua strana navicella a forma di cocco riprendeva il volo, mandò in loop la filastrocca musicata Vipula Vapula Vot, che la stessa Anna ballò anni or sono sul palco dell'Ariston. Non tutti sanno, infatti, che dietro tutto ciò si cela un sinistro aneddoto. L'autore della filastrocca era proprio il nostro amico alieno. E anche questa seconda puntata delle storie dell'orrore si conclude qui. Mi raccomando ragazzi, se siete ancora vivi, restate a casa o rischiate di finire per caso in qualche cimitero abbandonato. Se le storie ti sono piaciute, iscriviti al canale, metti un like al video e commenta qui sotto.